Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova serata di Inquadra. Prima la parte tecnica, siccome vedo che ci sono anche volti nuovi, Inquadra è un gruppo di appassionati di fotografia e come potete osservare non ci occupiamo solo di fotografia vera e propria, ma ci occupiamo di fotografia applicata anche in altri campi, in questo caso nel campo del viaggio. È da un paio d'anni ormai che proiettiamo in questa sala, tra l'altro all'uscita poi se volete essere informati delle prossime proiezioni potete lasciare il vostro indirizzo email, vi arriverà circa una settimana prima di ogni proiezione, vi arriverà l'avviso, la gestiamo noi l'indirizzo di posta, quindi tranquilli, non vi arriva pubblicità, non vi arriva niente, solo la pubblicità di quello che faremo noi. Tra l'altro al banchetto fuori troverete anche il programma per il prossimo anno. Noi proiettiamo in genere il primo lunedì del mese, sappiamo agosto, luglio e dicembre, quindi la prossima sarà a febbraio. Fuori sul banchetto trovate tutto. Allora, finita la parte tecnica cominciamo con il viaggio di stasera. Allora, il viaggio non è un vero e proprio viaggio. Io ho visto per la prima volta Mario, ho conosciuto Mario in una proiezione a Trevignano, vicino a Treviso, sono rimasto fulminato, ho detto dobbiamo portarlo anche a Corigliano. Tra l'altro ringrazio gli amici di Tema Viaggi, lui ha percorso, se non sbaglio, questo itinerario ovviamente non solo una volta, quanto sono 25 anni che vai avanti e indietro, ecco, quindi vi lascio immaginare quanto lo conosca bene e vi lascio quindi immaginare perché collabori anche con agenzie di viaggio come la Tema Viaggi qui di San Demiano, perché conosce perfettamente l'itinerario che andiamo a vedere. Non ha bisogno di presentazioni perché lui è un affogulatore, avete presente Celentano, ecco, lui è l'esatto contrario, niente pause quando parla, partirà adesso e si fermerà fra un'ora, quindi è un treno in corsa letteralmente. Qui nel banchetto vedrete anche il suo libro, io ho scritto un libro che è un po' un resoconto di questi 25 anni di viaggio, e quindi mi dicono che l'autografo è gratis, tra l'altro se avete in testa qualche magari regalo, visto che siamo sotto Natale, ecco, questa è un'ottima occasione per un bel regalo, un libro molto, molto interessante. Io non voglio dire altro perché tanto tu sai presentarti perfettamente, quindi vi lascio alla serata, buona visione, all'uscita ripeto avete i depian per i programmi delle prossime proiezioni, anche la cassaforte se volete lasciare un piccolo contributo perché purtroppo le sale vengono pagate, le spese ci sono, e buon divertimento e ci sentiamo alla fine della proiezione. Vai Mario. Allora, intanto grazie, buona serata, ben arrivati. Siete in tantissimi e mi fa piacere perché faremo un viaggio piuttosto lungo questa sera. Visiteremo ben 9 paesi diversi, attraverseremo 11 fusi orari diversi e avevo una scelta da fare questa sera. Se includere anche il lungo viaggio che ho fatto nel territorio Russia, perché nel mio libro attraverso anche la Russia, con la Transiberiana per esempio, in treno fino in Mongolia, fino in Cina, oppure no? Beh, devo dire che visto che stiamo viaggiando e visto quello anche che sta accadendo, ahimè, causato dalla Russia contro l'Ucraina, credo che penalizzare ulteriormente anche la cultura sia quasi dar ragione a chi è a favore della guerra e cerca questo modo drammatico per risolvere le cose. Quindi ho deciso di portarvi anche in Russia in modo tale che l'aspetto culturale, tradizionale e soprattutto di un viaggio meraviglioso qual è anche il soggiorno tra Mosca e San Pietroburgo sulla Transiberiana la possiamo condividere questa sera serenamente e prettamente selezionando la parte culturale e storica di questo paese e spero vi piacerà. Guardate, ho preparato questa fotografia qui, questa valigia speciale perché una cosa che mi viene chiesta spesso da quando ho scritto questo libro, che è una raccolta sostanzialmente, non è una guida turistica, sono tutte le emozioni e gli incontri che ho fatto con le persone,
arrivando da Venezia, attraversando tutta la Russia, la Siberia, il lago Baikal, in Transiberiana fino in Mongolia, soggiornando poi in Mongolia, poi in Cina e rientrando esattamente a Venezia facendo l'itinerario uguale, identico a quello che fece Marco Polo tra il 1200 e il 1300. Anche lui di origine, naturalmente sappiamo, veneziana, e quindi ho rivisto e rivisitato tutti quei paesi a distanza di più di 800 anni. E vi racconterò anche che cosa è rimasto da allora, perché sulla Via della Seta, per fortuna, le caratteristiche storiche, anche in parte architettoniche, sono rimaste uguali, e soprattutto le persone. Perché una valigia speciale? Perché chiunque parte per questo tipo di viaggio, ovviamente tutti noi quando partiamo per un viaggio ci prepariamo la nostra bella valigia, mettiamo i nostri ricambi, quello che ci servirà durante il periodo che stiamo via, ma per questo viaggio, per queste terre, lasciamo fuori dalla valigia qualsiasi forma di pregiudizio. Ecco, posso dire che il mio libro è stato scritto proprio per togliere ogni forma di pregiudizio verso i popoli lontani, verso questa gente. Diciamocelo, quando finisce con Stan, un po' di paura, ma Uzbekistan, non è che vado in Afghanistan, perché assomigliano, si assomigliano come nomi, lì c'è la guerra, meglio non andare. Ecco, cominciamo già ad abbattere qualche pregiudizio. L'Afghanistan è un'altra cosa, è un'altra zona geografica. L'Uzbekistan invece è un paese meraviglioso, dove le persone, la gente, chi incontriamo, ci dà proprio il benvenuto e l'ospitalità come primario impatto con qualsiasi viaggiatore. Ecco, l'itinerario quindi che faremo stasera partendo dall'Italia è un po' quello che ho spiegato in 2 puntate con Licia Colò. Entreremo nella parte della Russia, tutta la Transiberiana fino in Mongolia, la Cina, e da qui rientreremo sulla Via della Seta attraversando l'Uzbekistan e poi le zone meravigliose del Caucaso, poco conosciute qui sul Mar Caspio, come l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaigian. Paesi poco conosciuti ma che sono di una meraviglia straordinaria e dove ci sono origini venete, origini veneziane per esempio in questi paesi, e ve ne racconterò in parte alcuni dettagli. Entriamo prima di tutto in Russia. Il mio viaggio parte da qui, da Mosca, dalla capitale, una capitale da 12 milioni di abitanti. Questa è la cattedrale di San Basilio che tutti noi conosciamo. L'ingresso proprio nella Piazza Rossa ci porta davanti a questa meraviglia. E guardate, al di là delle fotografie, poi inquadra l'associazione che mi ha invitato questa sera, di sicuramente fotografi professionisti, professionali molto bravi. Io ho fatto del mio meglio, le fotografie sono tutte mie e di certo non sono della qualità di chi opera per inquadra, però rendono abbastanza l'idea. Sapete, qui all'interno c'è il Cremlino dove vive sostanzialmente Putin, ma soprattutto dove all'interno c'è una cultura meravigliosa. Pochi sanno che all'interno del Cremlino, è anche poco visitato, c'è un museo fantastico, si chiama Museo dell'Armeria. È appena dietro le sue cattedrali. Guardate, all'interno ci sono tutti gli abiti, i vestiti, le carrozze, le corone degli zar che si sono succeduti in più di 300 anni di storia. Naturalmente anche una collezione straordinaria delle uova di Fabergé, questo orafo, diciamo, della corte degli zar, che ha creato poi un uovo particolare che io ho visto proprio all'interno di questo museo, e da qui ho capito, ma perché non raggiungere la Cina da Mosca in treno? Perché questo uovo qui, che è stato regalato proprio agli zar, se vedete è completamente d'oro e raffigura al suo interno, c'era la sorpresa di questo treno completamente d'oro che è proprio il treno della Transiberiana, quella che poi vi farò vedere tra un po'. Guardate poi l'altra meraviglia di Mosca, il monastero Novodevichy. Non si visita sempre, questo generalmente è una visita che a mio avviso non deve mancare. Pensate che proprio qui, su queste sponde, appoggiato tra questi alberi e quest'erba, guardando i cigni di questo lago, Peter Tchaikovsky ha composto il Lago dei Cigni. Oltre alla storia straordinaria di questo monastero, anche questo grande compositore ha lasciato il segno su questa zona qua. Ma vediamo la Russia, quella che mi piace di più. Quindi usciamo dal centro città, dalla metropoli, e cominciamo ad andare a circa 80 km più o meno da Mosca, e qui cominciamo a vedere le isbe.
Sicuramente avete sentito nominare le isbe, oppure le chiamano anche le dace, la dacia. Sapete la differenza tra un'isba e una dacia qual è? Molto semplice. L'isba è la casa del contadino, come esattamente questa che ho fotografato. Cioè la casa dove il contadino russo vive, e dove c'ha i suoi campi, dove lavora la terra, eccetera, eccetera. La dacia invece è la casa di campagna di chi vive a Mosca, cioè il ricco possidente, chiamiamolo così, di Mosca, che nei weekend Mosca si svuota completamente, tutti vanno in campagna e quindi, se vedete, sono già più ristrutturate, più belle anche nei loro interni. Si svuota il venerdì sera a Mosca perché è proprio un'usanza tradizionale trascorrere il sabato e la domenica nelle proprie dace. La prima meraviglia assoluta che ho incontrato in questo viaggio. Questo merita soltanto questo, poter andare a visitare Mosca. A 80 km il monastero di Sergei Posad, un monastero straordinario, naturalmente patrimonio dell'umanità UNESCO. All'interno ci sono 13 cattedrali con questi tetti a cipolla, come vengono definiti, completamente dorati. Qui vive il Pope, qui vive il Papa della Chiesa ortodossa russa, e generalmente si incontra perché loro celebrano le messe dalle 6 del mattino fino alle 18 costantemente. Le messe in questo caso in Russia sono molto brevi, di circa 20 minuti, hanno delle usanze anche molto particolari gli ortodossi. Vi faccio un esempio: non è possibile all'interno delle chiese né sedersi, quindi non ci sono sedie, panche, nulla, si sta o in piedi oppure in ginocchio. Poi lasciano delle letterine alle persone che sono mancate, e naturalmente immaginate poi questa iconostasi, queste sono tutte icone con cornici d'oro. Immaginate l'atmosfera, queste icone, i cori che cantano dal vivo costantemente per tutta la giornata. Non sono ammessi l'introduzione di strumenti come le chitarre o battiti di mani, eccetera. Quindi questi cori, questo odore di incenso e questa meraviglia completamente di legno di tiglio e di oro che fanno da contorno. Questo è uno degli altari all'interno delle 13 chiese, qualcosa di veramente meraviglioso. Ecco, tutto quello che vi sto raccontando questa sera non lo troverete nel libro, perché non voglio togliervi, per chi volesse poi leggere il libro, le aspettative. Nel libro racconto questo itinerario, ma naturalmente vi racconto tutto quello che mi è accaduto quando sono entrato nelle case di questa gente, quando ho vissuto all'interno anche delle loro tende in Mongolia, eccetera, eccetera. Qui uno spunto, poi ne parlo largamente nel libro, è casualmente, gironzolando vicino al monastero di Sergei Posad, mi sono imbattuto nella fabbrica di giocattoli in legno più antica del mondo, che ancora oggi è in funzione e che naturalmente produce le matriosche, questa bambola in legno famosa ormai in tutto il mondo, e naturalmente viene esportata un po' ovunque. Beh, guardate questa foto. Io, quando mi ci sono ritrovato, guardando qua sopra, ho detto: questo sicuramente è il soffitto di un palazzo reale, è un soffitto degli zar. Questa non è null'altro che la metropolitana di Mosca, in assoluto la metropolitana più bella del mondo. Ve la faccio vedere in qualche scatto veloce per farvi capire. Naturalmente un museo sotterraneo, direi, una metropolitana meravigliosa nella sua bellezza. Io devo contenermi in un'ora e un quarto stasera, ci sarebbe molto da dire, lo racconto ampiamente anche nel libro. È stata costruita da Stalin, ha sacrificato parecchie vite, sono voluti 33.000 persone per costruirla nel giro di 3 anni, perché Stalin voleva una cosa importantissima, voleva far vedere al resto del mondo che i luoghi comuni, come per esempio anche una metropolitana, erano oggetto di sfarzo, di bella vita. La gente, il popolo governata da Stalin stava bene, e anche la metropolitana, che si utilizzava per andare al lavoro, che si utilizzava comunemente, doveva essere qualcosa di molto simile ai grandi palazzi e alla grande storia che custodisce Mosca. Quindi immaginate la bellezza. Poi vi garantisco che la fotografia non rende ancora poi davvero e dal vivo questa meraviglia. Da qui, prendendo il primo treno, mi sposto verso San Pietroburgo. Da Mosca a San Pietroburgo sono circa 600 km, e qui, ad accogliere ogni viaggiatore, c'è questa statua impetuosa, direi meravigliosa, bellissima, di Pietro I, Pietro il Grande.
colui che ha fondato la città di San Pietroburgo. Questo signore qui con i baffetti. E bisogna conoscerlo assolutamente, perché dovete immaginare, questa è una piantina di San Pietroburgo, viene chiamata Venezia del Nord perché è piena, vedete, di ponti, di calli, di ponti anche levatoi che si alzano durante la notte per far passare le navi commerciali. E è abbastanza simile, naturalmente Venezia è unica, ma è abbastanza simile. Questa zona era completamente paludosa e Pietro I ha scelto questo luogo perché ce l'aveva la Svezia, ce l'aveva la Germania, un porto commerciale per poter commercializzare i loro prodotti. Infatti qui ci sono diversi cantieri navali e qui ha costruito questa città meravigliosa che dà poi sul Mar Baltico. Guardate qualche scatto fatto a San Pietroburgo per rendervi conto poi della meraviglia di questo posto. Speriamo, dico io, di poterci tornare anche presto a visitarla. Pochi sanno però che gironzolando per San Pietroburgo, questa città immensa, immaginate, ha dalle 5 alle 6 corsie per senso di marcia, quindi molto grande, dei palazzi enormi, ci si ferma poi in un punticino, in questa casetta piccola. C'è un piccolo soggiorno, un bagno e qua dietro una camera da letto. Qui alle spalle c'è la Neva, il fiume che taglia in due la città di San Pietroburgo. Sapete chi viveva qui? Pietro I, Pietro il Grande, perché soffriva di agorafobia, aveva paura degli spazi grandi, delle piazze, e quindi si è fatto costruire, mentre faceva costruire una città imperiale veramente grandiosa, questa piccola casetta da cui da questa parte seguiva la zona del Palazzo d'Inverno e seguiva i lavori di costruzione. Eccolo qua, proprio di fronte. Questa è una foto dall'alto, questa è la piazza principale, tutti questi tetti verdi raccolgono il Palazzo d'Inverno, chiamato Palazzo d'Inverno perché era la residenza invernale degli zar di San Pietroburgo. Poi d'estate, siccome gli zar si trattavano molto bene, vedrete, si va a vedere le residenze estive di Pushkin, Petrovolezk. Per la verità io nel libro ne racconto 11 di residenze estive, perché ce ne sono tante e bellissime che vale la pena visitare. Le più famose sono Pushkin e Petrovolezk. Pensate che all'interno del Palazzo d'Inverno c'è naturalmente forse il senso anche di un viaggio a San Pietroburgo, che è la cultura, e soprattutto la cultura e le costruzioni fatte da architetti italiani. Pensate che l'80% delle costruzioni che noi ammiriamo in Russia, tra Mosca e San Pietroburgo, sono opere di Bartolomeo Rastrelli, Domenico Trezzini e altri architetti italiani che in quegli anni sono andati in Russia per costruire le meraviglie che oggi si possono ammirare. Quindi c'è una gran parte d'Italia all'interno delle costruzioni russe. Questo è il Museo Ermitage. Tutta quella zona lì con i tetti verdi che abbiamo visto, che era il palazzo d'inverno degli zar, oggi contiene il Museo Ermitage. Ora vedrete un po' dalle fotografie, solo l'ingresso dove ci troviamo, una meraviglia. Questa è la scalinata principale che ci porta poi ai piani superiori. Ci sono più di 3 milioni di opere esposte. Aveva cominciato la zarina Caterina II a raccogliere qualche quadro che gli veniva regalato. Aveva inizialmente una stanza con 27 quadri, adesso invece più di 3 milioni di opere esposte. È stato calcolato che se noi ci fermiamo all'interno del museo un minutino per guardare ogni opera, usciamo dal museo dopo circa 4 anni. Naturalmente qui almeno una giornata, questo Amore Psiche di Canova, che tutti conosciamo, e guardate dove si trasferivano d'estate gli zar. Pochi chilometri, sono 35 chilometri dal centro di San Pietroburgo, la residenza di Pushkin, che è una meraviglia principalmente per che cosa? Naturalmente guardate la meraviglia, poi fotografarla dall'esterno, ma chi viene a Pushkin viene per un motivo ben preciso, per ammirare l'8ª meraviglia del mondo, così è stata definita. Vi posso garantire, se qualcuno di voi c'è stato lo potrà confermare, trovarsi dentro questa sala d'ambra è qualcosa di incredibile. Tutte queste pareti sono fatte di ambra, ricoperte di ambra. Ambra naturalmente con un valore inestimabile, ha avuto un restauro di 11 milioni di dollari, come vedete, 25 anni di restauro. Nel 2003 è stata riaperta esattamente come era prima. Guardate, questo è oro misto ambra, completamente circondata la stanza da questa meraviglia. Pensate che
Di quest'ambra, devo dire la verità, nessun pezzo è quello originale che era stato regalato dal re di Prussia, Federico II, a Pietro I il Grande, in cambio di una nave da guerra, perché gliel'aveva regalata e avevano posizionato tutta quest'ambra dentro questa sala. Durante la seconda guerra mondiale è stata completamente saccheggiata, portata via. C'è una storia, se andate anche in internet, molto affascinante legata alla sala d'ambra. L'ambra è stata, mentre arrivavano le truppe dei tedeschi, è stata praticamente coperta con dei legni, con dei pannelli e poi dipinti in modo che non la vedessero, ma Hitler sapeva benissimo dove doveva andare. Aveva un piano Hitler, un piano conosciutissimo. Al termine della guerra voleva fare un museo con tutto quello di prezioso che aveva recuperato nei vari assalti, nelle varie occupazioni. E naturalmente non poteva mancare la sala d'ambra. Poi naturalmente sono entrati, hanno tolto i pannelli, hanno rinchiuso in 33 casse queste meraviglie, le hanno portate in un castello in Germania e poi c'è una storia molto particolare legata, purtroppo non abbiamo tempo, ma se andate a vederla è molto molto affascinante. Ancora oggi vi dico che Putin ha un team di persone che stanno cercando in Sud America la sala d'ambra, perché pare che Hitler avesse spostato in alcune grotte del Sud America queste meraviglie. Quindi c'è qualcosa che ancora non sappiamo, ma che magari fra qualche anno verremo a conoscenza, la riscopriranno da qualche parte. E questa invece è poco distante, la residenza di Petrovorets, un'altra meraviglia, la cascata d'acqua più grande d'Europa, eccola qui. Questa è una fontana che dà direttamente poi sul Mar Baltico. Quando si visita questa zona si arriva anche direttamente con le navi e con le barche da crociera. Ecco, giusto per farvi un'idea, quando le barche da crociera, le navi, Costa Crociera eccetera, arrivavano in Russia, attraccavano in questa zona qua. E anche questa è un'altra meraviglia. Qui bisogna assolutamente, anziché ammirare all'interno come Pushkin, fare 2-3 ore esternamente per ammirare questa meraviglia. Ecco, io voglio chiudere un attimo il discorso della Russia con questa meravigliosa frase che mi porto ormai da un bel po' di anni in giro nelle mie serate: la bellezza salverà il mondo, di Fëdor Dostoevskij, che forse in questo caso per la Russia speriamo che quello che abbiamo visto adesso di bello che possiamo vedere ci salvi e ci possa portare ad una pace abbastanza velocemente. Ma da qui inizia, secondo me, proprio la parte di viaggio ancora più emozionante, perché decido di prendere un treno e decido di andare fino in Cina, quindi attraversare tutta la Transiberiana fino nella prima tappa in Mongolia. Questo è il Mar Baltico, qui a San Pietroburgo, si arriva praticamente a Vladivostok sul Mar del Giappone. E se noi calcoliamo questa distanza che viene fatta tutta in treno, sono più di 9.000 km, più o meno 10 ore in aereo di volo, 7 fusi orari diversi e una settimana circa, 8 giorni di treno senza fermarsi. La prima cosa che vi devo dire è che quando si pensa alla Transiberiana uno dice giustamente: ma cosa faccio in treno tutto questo tempo? Cioè, sarà una noia pazzesca, perché 8 giorni di treno. In realtà, intanto guardate i treni come sono, ma in realtà questo viaggio è fatto sostanzialmente in 15 giorni, generalmente, e si fanno delle tappe, il treno si ferma, si scende dal treno, si visita una destinazione, si dorme anche in albergo a volte e poi si riparte il giorno dopo, perché il treno segue proprio l'itinerario dei viaggiatori. Ma se qualcuno di noi pensa che la Siberia sia un paese, diciamo la verità, se io dovessi dire a ognuno di voi ti mando in Siberia, no, in Siberia no. Chi ci vuole andare in Siberia? Sembra una punizione. Invece vi posso garantire intanto che d'estate ci sono anche 30-35 gradi in Siberia, quindi vale la pena visitarla, soprattutto nel mese di luglio, perché vi faccio vedere dove arriva il treno. E poi, quando parliamo di Siberia, parliamo di città da 4, 5, 6 milioni di abitanti. Non pensiamo che ci siano solo i villaggetti dispersi e sperduti. E guardate la meraviglia, ci sono diverse cittadine siberiane che sono patrimonio dell'umanità UNESCO per le loro caratteristiche. Il treno, che è una meraviglia, lambisce poi queste montagne quando arriva nei pressi del lago Baikal, e anche qui tornano le origini italiane, come le costruzioni che vi dicevo prima dei grandi palazzi degli zar.
Pensate che le gallerie che troviamo, queste gallerie qui, sono costruite dai friulani, ingegneri friulani chiamati proprio in Siberia per costruire le gallerie per far passare il treno della Transiberiana. Prima, che cosa facevano? Siccome d'inverno il lago è ghiacciatissimo, posizionavano, queste cose le trovate anche se volete in internet, informarvi, sono dei racconti veramente straordinari, mettevano sostanzialmente la ferrovia, le rotaie, le sistemavano lungo il lago e il treno tagliava completamente il lago, attraversava il lago. Considerate che il lago Baikal è il lago più profondo del mondo, sono 1600 metri di altezza. Qui si trova la nerpa, questa simpatica foca, che è l'unico esemplare al mondo di foca d'acqua dolce. Quindi quando si scende dal treno, perché quando si arriva in queste zone, non è che il treno va dritto, si scattano le fotografie e basta, il treno si ferma, si dorme in queste zone. Il treno si ferma, si può scendere, si passa una giornata intera, si va a mangiare in un agriturismo locale. Pochi sanno che Nureyev, probabilmente il ballerino più grande in assoluto del mondo, è nato proprio sul treno della Transiberiana. La madre stava raggiungendo il padre a Vladivostok e in una carrozza ha dato alla luce Nureyev. Vado un po' veloce su queste immagini per far capire, questo è un viaggio che è sicuramente un viaggio per fotografi, questo è sicuro, e poi per appassionati di natura, di spazi aperti, queste immagini di attese, e chi fa fotografo lo sa, per aspettare la luce giusta, il movimento giusto del tempo, eccetera, eccetera, un tramonto particolare, un'alba. Ecco, io nel libro racconto la mia storia, quello che ho vissuto stando qui per 15 giorni, cercando un tesoro molto particolare, perché i libri di storia danno ancora oggi che un tesoro durante la rivoluzione d'ottobre, quando i bolscevichi scacciarono gli zar dai loro palazzi, gli zar diedero ordine di portare i loro tesori fino in Cina, attraversando il deserto del Gobi. Ecco, ancora oggi c'è un'anziana ereditiera americana che con uno staff di archeologi sta cercando il tesoro tra le dune del Gobi. Quindi qualcosa di veramente affascinante. Guardate qui, la notte nel deserto del Gobi è qualcosa di magico. Praticamente non si dorme, perché si esce, le stelle, alzando le mani, sembra di toccarle con le dita, è qualcosa di straordinario. Poi per le fotografie e quant'altro, aspettare l'alba in queste situazioni è qualcosa di veramente unico. Da qui però il viaggio è continuato e si è arrivati fino a Ulaanbaatar, la capitale, perché a luglio, nei primi 15 giorni di luglio, ecco, chi vuole fare la Transiberiana, io consiglio di farla partendo i primi di luglio, dall'1 al 15, indicativamente come date, perché c'è questo festival meraviglioso che non si può assolutamente perdere. Questo si chiama il Festival del Nadam, un festival molto particolare perché ancora oggi, con la lotta libera, con questi costumi particolari, i popoli proprio che vivono nelle guerre, le tende, i mongoli, i pastori si preparano tutto l'anno per arrivare poi a questi combattimenti che decidono poi il vero erede di Gengis Khan, l'uomo più forte della Mongolia. E quindi da qui poi ci sono una serie di altre gare, come i tiri con l'arco, guardate la meraviglia, poi le gare anche per i bambini, i tiri con l'arco per i bambini, le gare a cavallo per i bambini, come anche per gli adulti. È una festa che dura almeno una decina di giorni ed è una meraviglia, si concretizza poi e si conclude nello stadio principale di Ulaanbaatar, forse ho messo qualche fotografia, poi con dei costumi meravigliosi. Cominciamo ad attraversare la via della seta adesso, quindi i costumi, i sapori, le spezie che troviamo qui, ci sono le gare con i falchi, qualcosa di meraviglioso, poter fotografare, poter essere qui immersi in questo stadio quando c'è la parte finale di queste lotte e dove viene eletto proprio davanti a tutto il popolo l'erede di quell'anno di Gengis Khan. Quindi sicuramente un viaggio straordinario dal Mar Baltico fino al Giappone. Guardate, c'è anche una caratteristica molto particolare, qualcosa che inizialmente non capivo cosa stava succedendo, perché il treno arrivato in Mongolia a un certo punto deve entrare verso la Cina, nel confine cinese.
Eravamo dentro in carrozza, hanno sigillato il treno, ci hanno detto 4 cose dal finestrino, incomprensibili, abbiamo chiuso tutto, hanno proprio sigillato il treno anche da fuori, chiuso tutte le porte, eravamo praticamente dentro il treno. Che cosa succedeva? A un certo punto con la gru hanno cominciato a sollevare il treno al confine. Ci hanno sollevati per 2-3 metri da terra, hanno sfilato le ruote delle rotaie della Mongolia, che hanno una metratura dell'ex Unione Sovietica, e hanno infilato le ruote con una metratura più piccola per entrare nelle rotaie e nel territorio cinese. Questo perché per motivi bellici, in tempo di guerra, per evitare che i treni rifornissero di armi i combattenti verso la Cina, i cinesi avevano ridotto lo scarto delle rotaie e i treni non potevano entrare nel loro territorio. Quindi sfilano le ruote, ne mettono di altra metratura, riabbassano la carrozza e via, si riparte verso la Cina. Mi tocca parecchio questo capitolo, io l'ho dedicato, nel libro racconto una storia perché ho deciso di rimanere per diversi giorni all'interno di un monastero, a Chengde, un monastero dove non ci va praticamente nessuno, quasi nessuno, ma avevo letto e sentito parlare di questa zona a 4 ore e mezza circa di treno da Pechino, che era tra l'altro patrimonio UNESCO, che era stato fondato nel 1703, l'esatto anno in cui è stata fondata anche San Pietroburgo, e quindi ho detto vado a visitare questa zona qui. Sono andato in treno a Chengde e sono rimasto soggiornato per diversi giorni in questo monastero particolare. All'interno del libro dedico il capitolo alla mia esperienza di convivenza e convivialità con questi monaci, questi bambini monaci straordinari. Beh, ditemi se non sembra che stiamo atterrando in un altro pianeta. Quando all'inizio vi dicevo prepariamo una valigia e dentro quella valigia togliamo qualsiasi forma di pregiudizio, parlavo anche della Cina, non sono dei paesi che finiscono con Stan. C'è un po' di pregiudizio verso la Cina, no? Verso i cinesi, poi qui in Italia ci sono tanti cinesi che occupano i bar, i ristoranti, eccetera. E guardate, la provenienza dei cinesi generalmente da una regione che si chiama Wenzhou, da una zona della Cina dove sono disperati, dove non riescono a campare, non riescono a vivere. Quindi magari per distribuire dei soldi che arrivano chissà da dove e che devono essere distribuiti velocemente, prendono le famiglie da Wenzhou e gli dicono tu vai in Italia e gestisci quel ristorante. Questa famiglia va in Francia e gestisce quel bar, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate che i cinesi non vorrebbero stare in Italia. Il cinese che sta bene e che non ha bisogno di andare all'estero per sopravvivere, rimane qua. Cosa viene a fare in Italia? Dal punto di vista ingegneristico, la Cina è a spanne più in là di tanti settori europei. Guardate quando si arriva a Pechino, questi sono palazzi, alberghi, uffici, dall'alto si vedono, ecco, vi ho messo qualche fotografia, il treno più veloce al mondo, 600 km/h, il ponte marino più lungo del mondo, 55 km, il ponte più alto del mondo, questo arriva quasi a 600 metri di altitudine. Stanno costruendo l'impossibile e si stanno inventando ingegneristicamente tantissime cose. Ecco, la Cina ha un grandissimo problema. Fino a qualche anno fa, proprio perché sono in tanti, sono 1,5 miliardi, il governo cinese aveva vietato di avere più di un figlio. Adesso gli mancano tantissime persone, tantissimi ingegneri che hanno tra i 40 e i 50 anni e li stanno cercando adesso in Occidente, in Europa, eccetera, perché gli manca quella fascia di età per poter portare avanti tutta questa ingegneria che stanno costruendo. Guardate qui siamo a Shanghai di sera. Attraverso il suo fiume che la taglia in due, queste fotografie scattate di sera, giusto per rendere conto. Questa è una foto che ho fatto vicino all'albergo dove soggiornavo ed è qualcosa di semplicemente normale vedere questo intreccio di strade in questa città. Certo, io nel mio libro racconto marginalmente questa cosa perché ci sono passato, ma qui concentro il racconto nella vera Cina, nella storia della Cina. Quando entriamo nella città proibita, quando cominciamo a vedere tutti questi templi particolari che vengono poi
come il Tempio del Cielo, e questo in particolare è stato costruito completamente in legno ad incastro senza l'utilizzo di nemmeno un chiodo. Hanno questa tecnica particolare. Ecco, noi spesso diciamo i cinesi che copiano, ma sono anche molto bravi, e tra poco vi faccio vedere nell'inventarsi delle tecniche d'arte particolari. Naturalmente a 2 ore e mezza di pullman, di autobus, dal centro di Pechino riusciamo ad arrivare alla Grande Muraglia. Pensate, è stato calcolato, oramai con mezzi ultra sofisticati satellitari, che la Grande Muraglia misura 21.196 km. 21.196 km. Quindi qualcosa di incredibile. E ogni volta che vedo questa fotografia penso ai grandi del nostro pianeta di parecchi anni fa, centinaia, migliaia di anni fa in alcuni casi, che incontriamo ogni volta che viaggiamo in questi posti. Vi faccio un esempio. Vi ricordate prima che in Russia abbiamo visto la cattedrale di San Basilio, quella meraviglia in Piazza Rossa? Ecco, Ivan IV, il Terribile, l'ha fatta costruire. Quando ha vinto una battaglia, ha conquistato Kazan. In onore di quella battaglia, nel 560 circa, ha fatto costruire quella meraviglia. E poi, se guardate nei libri di storia, ha fatto, scusate da utilizzare questi termini che sono indicati nei libri di storia, ha fatto cavare gli occhi, accecare i 2 architetti che l'avevano costruita. Perché nella sua mentalità non avrebbero dovuto ricostruire, riprogettare nulla di così bello e di simile in nessun'altra parte del mondo. Quindi non dovete più vedere, non avete più la possibilità. Tutte queste cose, di questi folli, direi, imperatori o comunque comandanti, come vogliamo chiamarli, ci permettono però oggi di vedere delle cose meravigliose al mondo. Guardate la Grande Muraglia, per esempio, 21.000 km, immaginate anni per poterla costruire, vite umane poi perse, perché poi gli inverni sono molto rigidi in Cina. E anche questa è stata costruita da Wen Shi-Huangzhou, che è sostanzialmente uno degli imperatori, dei primi imperatori della dinastia cinese, e l'ha voluta costruire per un motivo particolare, per evitare che potessero entrare i tartari dalla Mongolia e andare a saccheggiare la Cina. Quindi ha detto: facciamo un muro attraverso tutto il confine in modo che nessuno possa attraversare e venire da questa parte. Sicuramente è qualcosa di folle che poi rivedremo anche quando andremo a Xi'an. Però guardate la vera Cina, a pochi chilometri da Shanghai c'è Suzhou e Zhujiazhao, questi paesini di pescatori meravigliosi. Qui si respira la Cina più autentica. Io ci sono stato già diverse volte, e soprattutto poi hanno una cura straordinaria dei bonsai. Ce ne sono più di 60 giardini proprio in questa zona tra Suzhou e Zhujiazhao, sono addirittura, alcuni sono patrimonio dell'umanità nazionale cinese. E guardate che cosa si sono inventati. Questa tecnica usata dai cinesi si chiama prendere in prestito il paesaggio. Questo sembra un quadro, non hanno fatto altro che costruire un muro, ci hanno fatto un buco con una cornice e dietro c'è il giardino reale. Quindi ci si sofferma in un quadro che sostanzialmente vive, che si modifica giorno per giorno, perché questo è il vero giardino che si trova là dietro. Vi faccio vedere qualche fotografia di questo giardino speciale, particolare, che ho trovato a Shanghai. Guardate, questa è la porta d'ingresso, sembra quasi uno specchio, sembra di andarci a sbattere, invece si entra e si va a visitare questo giardino meraviglioso. E qui, continuando il mio viaggio, arrivo a Xi'an. Qui siamo veramente nella scoperta archeologica più incredibile del nostro pianeta. Non so se qualcuno ha avuto il piacere e l'onore di andarci, ma naturalmente questa è una storia che fa anche un po' sorridere, perché un contadino, mentre stava scavando nel suo orto per fare un pozzo, scava, a un certo punto sente qualcosa di più duro, tira su e si trova con una parte di una testa in terracotta di un soldato. Siccome in Cina anche rompere una bambolina, rompere la testa, staccare, eccetera, porta una sfortuna, una iella, questo ha preso e è andato subito dal suo vicino di casa. Guarda cosa ho trovato, eccetera, eccetera.
Da lì hanno naturalmente informato il capo villaggio e da lì questa è una scoperta abbastanza recente, nel 1974. E sono stati con degli scavi portati alla luce oggi più di 8.000 soldati in terracotta. Guardate la meraviglia. Tra l'altro da notare sono tutti ad altezza umana, vanno da 1,60 m fino a 1,90 m, 1,95 m, ognuno di loro con delle espressioni differenti, c'è chi sorride, c'è chi più serio, qualcosa di... Questo è proprio il sito archeologico che si può visitare oggi, al coperto, che è ancora uno scavo, e si stanno trovando delle meraviglie, delle carrozze in bronzo, delle carrozze dorate, delle armi particolari, quindi è sicuramente qualcosa di straordinario. Pensate che alla fine di questo museo, questo signore che ahimè da pochi anni non c'è più, Jan Sipa, è colui che aveva scoperto la prima testa, l'aveva portata alla luce e l'avevano messo a firmare le copie del libro del museo alla fine del percorso, quindi era diventato veramente ricco, perché gli davano 1 yuan per ogni firma che metteva. Adesso che lui è morto, indovinate chi hanno messo al suo posto? Il vicino di casa, quello a cui era andato la prima volta a far vedere la testa. E adesso c'è lui che mette le firme, anche lui anziano, e mette le firme a questa visita. Ecco, io mi sono soffermato per diversi giorni, come vi dicevo prima, lo racconto nel libro, la mia esperienza all'interno di questo monastero meraviglioso, in compagnia di gatti, monaci e di questi bambini meravigliosi. Ho avuto diverse avventure che non vi sto ad anticipare, perché se poi volete leggere il libro. Un'altra parte di questo lungo viaggio è entrare nel Caucaso che pochi conoscono, di cui dicevo prima, fa parte sempre dell'ex Unione Sovietica, Armenia, Georgia e Azerbaijan. Altro viaggio meraviglioso. Qui siamo in Armenia. Quando si arriva in Armenia, si arriva a Yerevan, si è sempre accompagnati durante tutto il viaggio da questa meraviglia, dal monte Ararat, il monte biblico, dove la Bibbia narra che si arenò l'arca di Noè. Questo monte qui accompagna sempre ogni escursione dalla capitale Yerevan. Ecco, se noi pensiamo che tutta questa zona sia una zona magari povera, che ne so, abbiamo la mentalità, come possiamo pensare, della Bulgaria, dell'Armenia, della Georgia, posti magari abbandonati, posti che hanno segni di guerre passate, eccetera, magari palazzi stile sovietico completamente distrutti. Ecco, togliamoci subito questa immagine, guardiamo invece, togliendo questo pregiudizio, che cosa è invece l'Armenia oggi, che cosa è Yerevan. Questa è la piazza della Repubblica, la piazza principale. Questa è uno dei musei principali, è completamente tra verde e innovazione. Questo è il teatro dell'opera in centro. Tra l'altro la sera nella piazza della Repubblica c'è questo gioco di luci meraviglioso, tutte le sere va avanti fino a notte fonda. All'interno di questa scalinata, di questa piazza in verde, ci sono 7 musei, uno più bello dell'altro. C'è naturalmente la biblioteca Matenadaran. Ecco, se qualcuno di voi non l'ha già fatto, fate un giro all'isola di San Lazzaro a Venezia, l'isola mechitarista del monaco armeno Mechitar. Lì c'è una parte di questa biblioteca Matenadaran. E quindi anche questo è un modo per poter visitare l'isola e avere una piccola anticipazione di che cos'è l'Armenia e soprattutto questi manoscritti straordinari, ce ne sono 17.000, questo è il museo principale storico di Yerevan, che è qualcosa di straordinario. Però c'è un punto lungo il mio viaggio, seguendo i passi di Marco Polo, che mi ha portato in questo monastero, in assoluto il mio preferito. Guardate, questo si chiama Gegard. Per un quarto è al di fuori della roccia, qui siamo in una zona completamente montuosa, perché i monasteri armeni sono in luoghi ascetici meravigliosi, straordinari per le fotografie e per osservare la natura, e per 3/4 è all'interno proprio della roccia, dentro la montagna c'è questo monastero. E c'è questa sala unica, generalmente non la faccio sentire per questioni di tempo, ma stasera ho voluto portarvela, mi sono sentito mentre oggi preparavo queste foto, e un piccolo estratto è fatto in un modo un po', diciamo, non tanto professionale, perché l'ho fatto alcuni anni fa. Mi sono trovato lì all'interno del monastero di Gegard mentre facevano le prove il coro religioso nazionale armeno. E guardate, vi faccio sentire un po' queste voci, sono
mi sembra 4 o 5 persone, ma guardate la meraviglia. È stato tra l'altro considerato che l'acustica all'interno di questa sala, proprio perché è dentro la montagna, è paragonabile all'acustica del Teatro Bolshoi di Mosca, e forse potete capirlo fra un po'. Qualcosa di veramente straordinario. Tra l'altro, quando mi è capitato di tornare in Armenia mi sono sempre informato, perché ci sono dei giorni proprio precisi in cui loro fanno delle prove, quindi mi è capitato di ritornarci proprio passando quel giorno lì per vedere questa meraviglia. Questa è la foto simbolo dell'Armenia, il monastero di Kovirop di San Gregorio l'Illuminatore. Qui siamo proprio al confine. Guardate, questa zona qui marroncina che vedete è un filo spinato che traccia il confine con la Turchia. Dall'altra parte c'è la Turchia. Sono grandi produttori di vini, georgiani e armeni, ci tengono particolarmente, quindi mi è capitato di assaggiare dei buonissimi vini anche in questa zona. Vedete, qui ci sono tutte zone di vigneti qua attorno, e naturalmente imponente il monte Ararat che accompagna ogni passo di ogni viaggiatore. C'è un discorso particolare legato alla Turchia, ora non c'è tempo, però sapete che non scorre buon sangue fra armeni e turchi. I turchi continuano a dire che non c'è stato nessun massacro, nessun olocausto, nessun genocidio. Gli armeni invece, con delle prove fotografiche eccetera eccetera, denunciano tra il 1915 e il 1916 il primo vero genocidio in Italia. Giustamente ogni anno si ricorda molto spesso, ed è giusto farlo, quello che è accaduto ad Auschwitz, Birkenau eccetera eccetera, però altrettanto spesso, parlando anche con i miei amici armeni, si dimentica che il primo vero genocidio è proprio quello dei turchi fatto nei confronti degli armeni, con circa 2 milioni di morti. E ecco, io un po' nel racconto che faccio nel libro, intanto vi faccio vedere ancora qualche fotografia. Questo è sempre il monastero di Kovirap. Vi dico la verità, parlare dell'Armenia, essendo un paese di grande cultura, guardate, quando si va a visitare l'Armenia e si è accompagnati dalle guide armene, si nota subito una differenza fra tutte le guide che troviamo nel resto del mondo. Intanto parlano un italiano perfetto, non si sente nessuna cadenza assolutamente straniera, e hanno una cultura eccezionale, che è l'unico modo dalla caduta dell'impero comunista sovietico per potersi farsi notare. L'Armenia è poco più grande della Sicilia, è un paese cristiano, il primo paese che ha ufficializzato il cristianesimo al mondo, cristianesimo apostolico, per gli apostoli Taddeo e Bartolomeo che qui sono arrivati per primi, e tutto attorno paesi musulmani islamici. Eppure continuano ad esistere, continuano a resistere, direi. Nel passato gli bruciavano le chiese e le ricostruivano, e adesso stanno rialzando la testa. Quindi, essendo una storia molto delicata quella dell'Armenia, questo capitolo del mio libro l'ho fatto raccontare da questa mia amica. Questo è il giorno del fidanzamento, perché in Armenia fanno una festa particolare, si chiama Nune.
Tra l'altro è una guida turistica, quindi quando vengono organizzati anche dei viaggi faccio sempre partecipare a lui come guida turistica perché è straordinaria. E proprio questa è una frase: l'Armenia è come una ragazzina fragile che si offende con poco. Se capisce che sei sincero ti abbraccerà fino a non lasciarti più, ma se invece noterà che in te alberga la cattiveria, allora non ti rivolgerà mai più la parola. Cerca di non deluderla perché è troppo sensibile. Ecco, ancora oggi camminando in Armenia, entrando nelle loro famiglie, andando a pranzo con loro, si percepisce questo ricordo costante che hanno dei loro avi che hanno subito quel tragico genocidio da parte della Turchia. E quindi il capitolo l'ho fatto scrivere praticamente a Lune. Ci siamo seduti sul monastero di Corvirap, una giornata meravigliosa di sole, e per 4 ore lei mi ha raccontato tutta la storia dei suoi nonni, del genocidio subito, eccetera, eccetera. Anzi, adesso faccio partire un video, così bevo un po' d'acqua, dove vi faccio vedere che cos'è la Georgia, un'altra meraviglia. Considerate che queste terre qui, soprattutto la Georgia e l'Azerbaigian, sono terre poco conosciute ma che sono ricchissime di petrolio, ricchissime di gas. Solo l'Azerbaigian rifornisce il 43% a livello mondiale di gas, quindi immaginate quanti soldi hanno. Sono dei paesi che si stanno strasviluppando. All'Expo di Milano qualche anno fa è stato premiato tra i più belli stand quello dell'Azerbaigian, se vi ricordate, e quindi vi faccio vedere un piccolo video di 3 minuti realizzato interamente da me per farvi vedere che cos'è la Georgia, una meraviglia. Per questo viene poi chiamata, tra l'altro, la Parigi del Caucaso, perché è piena anche il centro storico proprio di Tbilisi, che è costruito su delle terme, pieno di bistrò, di mercatini, veramente
un viaggio straordinario anche quello in Georgia, oltre naturalmente poi quando si esce ad ammirare monasteri ascetici delle posizioni fotografiche meravigliose. Giusto un cenno sull'Azerbaigian, perché qui abbiamo percorso gran parte del viaggio. Il viaggio che descrivo nel libro sono 24.441 km, ne abbiamo già percorsi quasi 20.000, stiamo arrivando circa 18.000 in questo momento e ci stiamo avvicinando poi all'Uzbekistan, un'altra destinazione molto particolare. Però giusto un appunto, guardate che cosa stanno facendo questi paesi che stanno diventando straricchi, che sono straricchi con il gas. Questo è il Mar Caspio, che sostanzialmente viene chiamato mare perché è molto grande, ma è un bacino lacustre chiuso, è un lago di fatto, da dove estraggono gran parte del petrolio e del gas. Questa è Baku, la capitale. Hanno costruito, siccome Azerbaigian significa terra dei guardiani del fuoco, perché naturalmente fanno da guardia al fuoco che sta sottoterra, il gas naturale, e hanno costruito queste fiamme che li rappresentano, il fuoco, la fiamma, e quindi quando si fa una passeggiata in questo viale molto carino alla sera, completamente illuminato, si è completamente travolti da questa costruzione ingegneristica impressionante. Pensate che questi qua sono finestre ma contornate da più di 10.000 LED, che poi ne fanno questo risultato di sera completamente colorati. Se poi qualcuno di voi utilizza anche qualche social e vuole seguirmi su Instagram, io lì ho caricato 44 video, che ovviamente adesso non posso farvi vedere, dove si vedono proprio tutto il mio percorso, viene fatto attraverso dei video e dei droni 4K, il viaggio viene rappresentato attraverso anche questo. Ed è qualcosa di particolare perché sembra un grandissimo incendio in centro città. Poi io ho guardato sempre la parte storica della Via della Seta e quindi se vedete anche la contrapposizione di questi paesi, la parte stramoderna, ricca di oggi, con quella invece rimasta ancora antica, dove sembra proprio di camminare, guardate qui, ancora sulla Via della Seta. Le grandi costruzioni quando ci si gira, e quando ci si gira alle spalle le costruzioni ci si trova davanti i piccoli villaggi, i piccoli paesi, i piccoli mercati che a me tanto piace visitare, entrare a vedere questi tappeti. Ecco, gli azeri non hanno nulla da invidiare ai tappeti iraniani, per esempio. C'è addirittura un museo, guardate qui, con il tetto a forma di tappeto. Anche qui ho trovato italianità, costruito da ingegneri italiani, questo museo qui, dove all'interno c'è la storia dei tappeti azeri, che è qualcosa di veramente magico. Sono circa 2 ore di visita e questa foto io l'ho fatta, se vedete dietro ci sono queste fiamme, sono delle fiamme che ancora oggi io volevo proprio mettere i piedi dove era passato Marco Polo, e leggendo bene il milione sono arrivato in questo luogo che si chiama Janardak, dove Marco Polo narra le colline sputavano fuoco lungo il nostro passaggio. Ancora oggi, passando per queste colline, c'è una zona collinare completamente infiammata dal gas naturale che da tantissimi anni continua a bruciare e a dare queste fiammate. Ed è a circa 30 km dal centro di Baku. Ma la meraviglia l'ho scoperta qui, quando sono andato verso le montagne. Qui per entrare poi, per continuare il mio viaggio, ho dovuto attraversare le montagne dell'Armenia, della Georgia e dell'Azerbaigian e sono arrivato nel palazzo estivo del Khan. Guardate questo palazzo meraviglioso, è completamente costruito in legno e quello che mi ha affascinato sono al suo interno queste vetrate meravigliose. Entrandoci ci sono i tappeti riproposti come con questi affreschi, ma soprattutto queste vetrate, eccole qua, si cominciano a vedere, che con il sole danno un'illuminazione particolare. Adesso vi faccio vedere un'altra fotografia, per fortuna questo giorno c'era sole, illuminano dentro le stanze, un palazzo a 2 piani meraviglioso. Sono rimasto incantato quando mi hanno detto, mio padre è stato artista vetraio all'isola di Murano, quindi io ero a tanti chilometri da casa e mi è stato detto, guarda Mario, che queste vetrate sono state ordinate dal Khanato direttamente all'isola di Murano e trasportate fino qui da Venezia. E c'è un risultato meraviglioso, guardate qui, questa sala principale con queste vetrate che ripropongono poi i disegni dei tappeti azeri, una meraviglia. Qui entriamo nella zona che veramente mi ha rapito il cuore.
penso rapisca il cuore di ogni viaggiatore. Un viaggio in Uzbekistan, quello stan che tanto fa paura e che spero questa sera di togliere qualche pregiudizio. Ecco, io adesso vi racconterò un altro tipo di Uzbekistan, mentre nel libro racconto una storia molto curiosa che mi è capitata. Ho partecipato a un matrimonio uzbeko, sono stato invitato da un amico in Uzbekistan e abbiamo percorso con una vecchia macchina dell'ex Unione Sovietica tutto l'Uzbekistan per arrivare fino a Samarcanda e 2 giorni dopo si doveva sposare. Da lì siamo entrati anche all'interno delle tende dei pastori del Karakul, che poi vi faccio vedere, e quindi questa storia, il capitolo dell'Uzbekistan nel libro racconta questa storia molto particolare e emozionante. Qui siamo nel cuore della Via della Seta. La Via della Seta che iniziava da Xi'an, dove c'era l'esercito di terracotta che abbiamo visto prima in Cina, attraversando tutto l'Uzbekistan, entravano nel Caucaso, arrivavano fino in Anatolia e poi Istanbul, per poi prendere le navi e arrivare fino in Europa. È chiamata per l'appunto la terra dei carovanieri. Beh, guardate Khiva, il primo giorno che si arriva in Uzbekistan, questa è l'immagine che ci si trova davanti. Cittadella millenaria, neanche a dirlo, patrimonio dell'umanità UNESCO, si cominciano a vedere le migliori maioliche che si possono ammirare nel mondo. Qui e anche in Iran, bisogna dire, ci sono delle bellissime maioliche. Questa è la cittadella di Khiva e le torrette che contornano tutta la fortezza sono create e costruite in terra viva. Quindi anche le fotografie che non rendono, ma è qualcosa di magico attendere poi il tramonto in questa zona. Qui si attraversa il Kizilkum. Guardate, adesso per fortuna hanno costruito diversi mezzi per attraversarlo. La prima volta che ci sono andato non ce n'erano altri, adesso c'è un volo, per esempio, che in 50 minuti ci porta da Khiva a Bukhara, oppure c'è un bellissimo treno che attraversa il deserto rosso. Sapete, il deserto dell'Uzbekistan non è che sia bellissimo, non è il deserto delle città imperiali del Marocco con queste belle dune, il fascino del deserto, è un po' un desertino così, particolare. Certo, chi è romantico e vuole con la mente viaggiare nella storia, di qui sono passati tutti i più grandi conquistatori del nostro pianeta, da Gengis Khan, da Alessandro Magno, Tamerlano, eccetera, eccetera. Marco Polo stesso, con il padre Niccolò e lo zio Matteo, e capiremo fra poco perché Niccolò e Matteo Polo si sono fermati per ben 3 anni a Bukhara, lungo il loro viaggio. Lì hanno deciso di fermarsi, perché Bukhara è un mercato a cielo aperto. Lì c'erano proprio gli scambi che ancora oggi si possono fare, ve ne racconterò tra un po'. Quindi immaginate, per chi fa questa tratta qui, in pullman, non ci sono autogrill, e i bagni generalmente sono le dune, quindi l'autista dice signori a destra e signori a sinistra, ognuno si sceglie il suo posto. Adesso per fortuna hanno cominciato sia con il treno che con il volo c'è un passaggio molto più semplice, ma guardate quando si arriva a Bukhara che cosa ci aspetta davanti. Questo è poi Kalon, il più grande minareto. I minareti avevano diverse funzioni, lasciamo perdere quelle diciamo più drammatiche, che erano pene di morte eccetera, da cui gettavano dalla sommità il malcapitato, ma servivano più che altro per indirizzare i carovanieri, sono molto alti, nel deserto, vedendo in lontananza i vari minareti, perseguivano poi la via della seta per entrare poi fino in Iran, Turchia, eccetera, eccetera. Queste sono facciate completamente ricoperte di maiolica, di ceramica. Poi vi racconterò anche 2 o 3 novità, soprattutto per le signore, di che cosa si può comprare in Uzbekistan, perché è un posto dove si fanno degli acquisti meravigliosi. Qui siamo a Bukhara, dove si fermò il padre e lo zio di Marco Polo per 3 anni. Vedete? Tappeti completamente esposti lungo i caseggiati, lungo le case, un mercato a cielo aperto. Qui c'è proprio, ancora oggi devo dire, si può ancora barattare. Siamo sulla via della seta, il baratto, lo scambio. E quindi se ci troviamo in una bancarella può anche capitare, a me è accaduto, che avevo uno zainetto rosso che tanto piaceva al commerciante, io volevo prendere invece un altro prodotto, una Susana, una tovaglia fatta a mano da loro in seta, e ce lo siamo scambiati. Me l'ha proposto proprio lui: se mi dai quello zainetto io ti do la Susana. Va bene, tieni.
c'è lo scambio, c'è il balato, si può trattare tranquillamente. Qui siamo all'interno di un caravanserraglio, che erano i garage, vedete qui, quando arrivavano i carovanieri all'interno di questi portali, che adesso sono diventati sostanzialmente dei negozietti di artigianato locale, mettevano i garage per mettere dentro le loro carovane, si soffermavano qualche giorno. E eccolo qua, questa è di sera all'interno del caravanserraglio. Questi naturalmente i mercati, ecco la cosa che a me è sempre piaciuto, girare anche al mattino presto nei mercati brulicanti lungo la via della Seta, assaporare poi i profumi di questo pane particolare, si chiama non cotto nel tandir, in questo forno, è il pane tipico, sacro per gli uzbeki, e poi viene modellato con questi timbri che gli danno diverse raffigurazioni, e naturalmente il colore, la pittura su queste ceramiche meravigliose. Giusto per farvi anche un esempio pratico, quando si va in Uzbekistan bisogna lasciare come minimo 3/4 della valigia vuota, perché si acquista di tutto e ancora oggi si fanno degli affari incredibili. Vi faccio un esempio. Queste qua che sono maioliche, centrotavola, eccetera, completamente in ceramica, costano intorno alle 2-3 euro l'uno. Io ne ho visto acquistare da tante persone, poi viene messa in valigia, non so come arriva in Italia, però vi posso garantire che hanno dei prezzi. Ecco, questa signora qui, non mi ricordavo di averla inserita, questa signora qui, che chi viaggia in Uzbekistan da un po' di anni la conosce, fa queste, qui siamo a Khiva, nella cittadella di Khiva, questi guanti in lana, lavorato a mano, le babbucce, le pantofole da tenere in casa d'inverno, belli calducci mentre guardiamo un film. Immaginate che un paio di questi fatti a mano costa 1 euro. Giusto per darvi l'idea anche dei prezzi. Naturalmente la seta, io avendo mia madre sarta, nei miei viaggi ho sempre dovuto andare alla ricerca delle bancarelle di seta e di tessuti e la lavorazione del legno. Insomma, qui ancora si possono fare degli ottimi affari. Non ho mai visto nulla di simile in nessun altro posto del mondo. Signori, dopo Bukhara si arriva in questa meraviglia. Qui siamo nella piazza Registan di Samarcanda, da qualche anno l'hanno completamente illuminata. Qui sono tutte maioliche, sono 3 portali, qui dietro a questo portale centrale c'è il bellissimo mercato di Samarcanda. Qui solo questo merita naturalmente il viaggio, anche se vi devo dire, chi viaggia in Uzbekistan rimane particolarmente impressionato anche dalla cittadella di Khiva. Però questo è naturalmente la cittadina, la piazza più conosciuta, piazza Registan. Di giorno qui si riescono a vedere tutte le maioliche, è qualcosa di impressionante camminarci di sera quando è illuminata, perché vale la pena assolutamente. Dalle 11 di sera viene illuminata con dei punti luce. Questa è una foto ancora di 3 anni fa, prima del Covid, che avevo fatto. Adesso hanno messo dei punti luce colorati che la rendono ancora più particolare. All'interno, vedete, questi sono un mix tra oro e maioliche, quindi pure da vedere al suo interno. Scorro veloce su questa immagine giusto per far vedere anche, ecco, chi è appassionato di fotografia sicuramente il viaggio in Uzbekistan diverte parecchio. Ritornando al discorso iniziale, quando parlavamo di togliere i pregiudizi, guardate un po' questa coppia di uzbeki. Io ho un po' di anni che giro per queste terre, guardate lo sguardo, io riesco a vederlo, forse anche voi, la serenità di queste persone. Guardate che non in tutti i posti del mondo, lo sapete bene anche voi, ancora si mettono in posa quando facciamo una foto, quasi disturbiamo anche in certi luoghi. Qui ancora no. Questo è un paese che ha avuto 70 anni di comunismo sovietico, dove non potevano fare nulla. Hanno cominciato dai primi anni 90 ad uscire un pochettino dalla loro costrizione, e quindi questa è la gente che incontriamo, accogliente, serena. Vi dico la verità, spesso fotografando, una volta fatta la foto, a chi facevo la foto veniva, voleva farla, che gliela facessi vedere, se era venuto bene, se non me la faceva cancellare si rimetteva in posa per rifarla un'altra volta. Perché e questo è il messaggio che fanno. A me piace molto fotografare nei mercati, nelle zone un po' fuori dai centri, e questa è la gente che incontriamo, completamente sorridente, aperta e ospitale. Non mancheranno questi sorrisi, perché i sorrisi d'oro fanno parte dell'Uzbekistan,
Pensate che ogni volta che incontrerete qualcuno, anche in un mercato, vi si piazzerà davanti con questo bel sorrisone completamente con i denti d'oro. Perché? Perché per la tradizione uzbeka più denti d'oro hanno in bocca e più la famiglia è benestante. Quindi quando hanno un po' di soldini si mettono un dente d'oro in più. Ecco, qua manca qualche dente, però al cellulare la signora sicuramente fa parte delle famiglie benestanti. Ecco, quello che vi dicevo prima, c'è una zona molto difficile poi da raggiungere e soprattutto da vedere, dove ci sono i pastori del Karakul. Voi la conoscete, questo tipo di lana particolare, col nome di Astrakhan, e sono riuscito a trovarli, lo racconto poi nel capitolo dedicato all'Uzbekistan. Ho dormito nelle loro gher, nelle loro tende. Questa è la pecora di Karakul, una pecora molto particolare che dà questa lana molto lunga, questo pelo molto lungo, e che si trova e viene allevata in questa zona qua, da cui ricavano questi colbacchi particolari che vediamo anche adesso. E poi c'è un racconto anche speciale che io dedico a questo bambino qui, che ho conosciuto un bel po' di tempo fa e che mi ha portato alla ricerca di una scacchiera particolare che tanto è piaciuta a Licia Colò. Ho dovuto portarne una anche a lei e la racconto nel libro perché è una storia molto particolare, mi sono affezionato tantissimo. Eccola qua, questa è la scacchiera. Giusto per farvi capire, una scacchiera così in Uzbekistan, questa è una scacchiera, vediamo se ho fatto un'altra foto, eccola qua, una scacchiera completamente in legno, lavorata a mano, disegnata, dipinta, laccata, qualcosa di meraviglioso, ogni pezzo diverso dall'altro, 20 euro. Qui costa almeno 400 euro un pezzo d'arte così, ve lo posso garantire. 20-25 euro, trattando un po' a Bukhara sulla via della seta, si porta a casa una scacchiera meravigliosa come questa. Facciamo finta che abbiamo fatto un piccolo giro in mongolfiera questa sera, ci siamo alzati in Russia, adesso stiamo atterrando in Turchia. Siamo nella parte finale del nostro viaggio, l'ultima tappa è stata la Turchia, prima di rientrare poi a Venezia, e il capitolo sul libro è molto particolare perché parlo di Istanbul attraverso i suoi gatti, i gatti di Istanbul per l'appunto, perché dovete sapere che poi vi racconterò qualcosa relativo ai gatti. Prima mi soffermo su questa foto perché arrivando poi dal Caucaso sono entrato ad Antiochia e poi in Anatolia, qui siamo in Cappadocia, a Hierapolis per l'esattezza. Guardate questo teatro romano. Questa foto l'ho scattata 20 giorni fa perché sono tornato di nuovo per un documentario in Turchia e guardate la meraviglia di Hierapolis, qualcosa di straordinario. Teatro romano completamente scavato da un team di archeologi italiani che ancora ne curano la parte archeologica. Qua dietro vedete questo bianco, è la zona di Pamukkale, quei castelli di cotone famosi, e si fanno a piedi, si arriva di qua e si vanno a visitare. E questa naturalmente è la Cappadocia, ho attraversato tutta la Cappadocia. Questi sono i cammini delle fate, i famosi cammini delle fate, sono delle rocce che sono state utilizzate come case, che ancora oggi in parte vengono utilizzate come alberghi, i famosi cave hotel, per i viaggiatori, i turisti che vogliono provare questa esperienza qui, e all'interno ci sono delle chiese rupestri meravigliose, quindi una visita in questa valle è assolutamente top. Vedete qui il terrazzino con lo sdraio eccetera eccetera all'interno di queste, è qualcosa di meraviglioso, soprattutto sorvolarli. Io l'ho fatto 20 giorni fa, sono stato in mongolfiera lungo tutta la valle dei Cammini delle Fate ed è qualcosa di meraviglioso, assoluto. Devo dire che una mongolfiera è abbastanza cara, un giretto in mongolfiera costa 250 euro e dura circa un'ora, però guardate la meraviglia, si fa di mattina presto perché la mattina presto dal punto di vista meteorologico c'è meno vento e quindi riescono ad alzarsi con tranquillità. Si parte alle 5:30, 6 del mattino, sono circa 150 mongolfiere che si alzano contemporaneamente. Forse ho girato un piccolo video che vi faccio vedere. Ecco, questo l'ho girato mentre ci stavamo alzando. Quindi si raggiunge, vedete, con queste jeep una zona proprio all'interno della vallata alle 5 del mattino, 5:30, si sale in mongolfiera, sono mongolfiere da circa 24 posti e si arriva fino a 1000 metri di altitudine.
Devo dire che poi sorvolare la parte alta dei Cammini delle Fate e guardare la Cappadocia dall'altro è sicuramente molto emozionante e impagabile. Tra l'altro la mongolfiera sale in un punto e poi naturalmente si fa guidare dal vento e quindi si arriva a distanza di chilometri, c'è proprio un camioncino sotto. Ogni mongolfiera ha il suo camioncino che la segue, in modo che quando si atterra esattamente sopra il camioncino per poi essere ritrasportati da dove si è partiti. Qui siamo nell'ultima tappa, una tappa straordinaria, Istanbul, una città proprio tagliata in due tra Oriente e Occidente. La cosa simpatica di Istanbul è che, vedete, questo è il Bosforo che taglia in due la parte in Asia e la parte europea. Questo è il palazzo Topkapi, il palazzo dei sultani. Guardate la meraviglia al suo interno, con le sue maioliche, con il suo harem che conteneva fino a 1000 concubine. Una cosa simpatica di Istanbul è proprio gli abitanti. Ci sono andato diverse volte e ho degli amici che stanno nella parte asiatica, amici che stanno nella parte europea, proprio si telefonano che vieni in Europa a bere un aperitivo stasera, no dai, facciamolo in Asia. Quindi prendono il battello e in neanche 20 minuti arrivano nell'altra sponda. Qui è, diciamo, un bazar, il più grande bazar del mondo, con più di 4.000 negozi, una sosta che si fa soprattutto, ecco, più che al bazar, che è sicuramente una meraviglia, ma al mercato delle spezie, il mercato egiziano, che tra l'altro pochi sanno si trova vicinissimo alla stazione dell'Oriente Express, che si trova proprio lì, nell'antica Costantinopoli, Istanbul. Il primo viaggio a fine 800 dell'Oriente Express che collegava Parigi attraverso i Balcani e finiva il viaggio a Istanbul, arrivava in questa stazione che è rimasta identica, l'hanno mantenuta strutturalmente, architettonicamente come a fine 800, una meraviglia. Io tra qualche settimana uscirà un documentario nuovo che ho fatto con Licia Colò proprio su Istanbul. Se eventualmente mi seguite, avete voglia di seguirmi su Instagram, vi avviserò quando uscirà un documentario a cui tengo tantissimo, e ho voluto visitare Istanbul attraverso i suoi gatti. Perché dovete sapere che Istanbul è la città dei gatti, una delle 5 città al mondo dove si convive in modo incredibilmente affettuoso verso queste bestioline. Tutto nasce da quando un gattino, la storia narra, che salvò il profeta Maometto dal morso di un serpente. Un serpente lo stava mordendo e il gatto è riuscito a fermare questo serpente. Da qui il primo impatto che si ha con Istanbul è proprio i suoi gatti, la cura che i cittadini hanno. Pensate, io ci sono stato 20 giorni fa per girare con Licia Colò questo nuovo documentario che si intitolerà proprio I gatti di Istanbul, e hanno addirittura istituito un'ambulanza per i gatti. E quando c'è qualcuno che trova un gatto che sta male per strada, chiama questo numero e lo portano subito, vengono a ritirarlo e prendono al veterinario. Sono tutti gatti per la maggior parte selvatici. Considerate che ha 16 milioni di abitanti Istanbul. Durante la pandemia il sindaco di Istanbul, tutta la gente dentro, non guardava la strada dalle finestre, giravano solo i camioncini che portavano nei quartieri le crocchette e l'acqua per i gattini, per capire quanto questo popolo è legato a questi gatti. Quindi guardate qui, questa fa sempre sorridere. Questa è una gatta meravigliosa che non c'è più, si chiamava Tombili e stava così, possiamo usare il termine stravaccata, semplicemente, nel marciapiede del suo quartiere. Tutti le volevano bene, le portavano da mangiare e da bere. Pensate che nel 2016 è morta, e questo quartiere, che io sono andato a visitare apposta per fare questo documentario, perché andremo sulle tracce dei gatti di Istanbul, e eccolo qua, hanno fatto una statua in bronzo dove ancora oggi portano le crocchette, portano il tè, il chai, il tè turco, e ancora naturalmente portando le crocchette attirano tanti gatti. E andare a visitare questo che è nella parte asiatica, si prende un battello a 20 minuti e si arriva nella parte asiatica, oppure in metropolitana. C'è una metropolitana ultramoderna a Istanbul che attraversa il Bosforo, il mare, in modo sottomarino,
quindi sono circa 3,5 km sotto le acque del mare, e si rispunta nella parte asiatica e si raggiunge questo quartiere. La statua è stata rubata circa 2 mesi fa. Fortunatamente io che ero andato per Licia a fare il video, avevano riposizionato, mi hanno detto circa 3-4 giorni prima, avevano rifatto la colletta tutti quelli del quartiere e hanno riposizionato, vedete, Tombilli in un'altra posizione sempre del quartiere, ed è qualcosa di molto particolare. Poi ecco, vi dico perché uscirà su TV 2000 canale 28 questo documentario che secondo me è veramente meraviglioso, perché andiamo proprio a visitare Istanbul attraverso i loro gatti, quindi entreremo proprio nella storia, seguiremo i gattini lungo i vari siti, eccetera eccetera. Ecco qui, se Filippo mi dà una mano, qui siamo alla chiusura, diciamo che la mongolfiera sta atterrando, abbiamo trascorso un po' più di un'oretta insieme, e adesso per questa sera vi ho portato, per concludere, per salutarvi, un video fatto da me, dove ho voluto inserire, visto che il mio libro parla dei racconti con le persone, che è l'elemento principale che ci fa battere i pregiudizi, no? Trovare gente cordiale, ospitale, anche a 10-20 mila chilometri da casa. Ho fatto questo video che dura circa 3 minuti, dove ho inserito tutte le fotografie delle persone di cui racconto nel libro e che hanno fatto parte di questo mio meraviglioso viaggio. Se lo fa partire Filippo, guardiamo questo video.
ai georgiani, agli ospiti e tutti. Grazie al nostro meraviglioso pianeta. E grazie a voi per aver trascorso la serata con noi. Grazie ancora. Ecco, come avete visto, un treno in corsa. Io ho visto questa proiezione sei mesi fa, completamente diversa. Mi ricordo forse una ventina di foto. Quando l'ho visto io, per esempio, della Russia non aveva messo niente. Sono convinto che se lo invitiamo per un mese c'era fatto di nuovo diversa. D'altra parte 25 anni non sono poco. Bene, lui sarà qui mentre noi smontiamo, se magari qualcuno di voi va a fare qualche domanda oppure per firmare il libro. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento, come vi dicevo, noi saltiamo gennaio per i viaggi, però a gennaio avremo un appuntamento legato alla fotografia, un famoso fotografo che si chiama Pierpaolo Mittica, ci porterà, lui ci ha fatto delle carezze e lui invece ci dà dei pugni sullo stomaco perché ci porterà nei luoghi più inquinati del pianeta, un fotografo famoso che ci farà vedere quelli che sono i luoghi più inquinati del pianeta, quindi una cosa completamente diversa da quella che hai fatto tu. Dopodiché riprenderemo a febbraio con il Tagikistan, quindi altro stan, e sarà comunque, ripeto, se volete il programma dei prossimi 4 mesi, poi ritrovate la locandina e potete lasciare il vostro indirizzo email se volete essere avvisata delle nostre iniziative. Vi ringrazio e al prossimo appuntamento.